34 minuti dopo le 8 del mattino, i due di Via Venturi, rimaneggiato anche questo venerdì senza il presidente Mameli, ma con Alessandro Spedicati in arte Diablo qui a fianco. Faccio un piccolo mea culpa, io prima ho detto Montagne Verdi, ma è Marcella Bella. Montagne Verdi. Non voglio mica la luna, almeno. È di Fiordalisi. Almeno quella è di Fiordalisi, visto che la citazione è legata a Fiordalisi. Esatto. Va bene, no, non so perché ho avuto la cosa del Marcella Bella e Fiordalisi, cioè Montagne Verdi, associarla. Non so, inizia così. Non lo so, così. Inizia sì. così. Inizia così. E non si ferma più. E non si ferma più, è irreversibile. Perché la musica scalpita, anche quella che gira intorno. Diceva Ivano Fossati, a sto punto questo è giusto? La musica che gira intorno Ivano Fossati, sarà la musica che gira intorno. Saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto mulo. No, mulo. Mulo? Abbiamo in testa un mulo, va bene. Andiamo al primo ospite, si parla ovviamente di musica, vediamo la carta d'identità perché così lo possiamo scoprire insieme. Facciamo questa operazione, io dico nome, tu mi dici il nome, io dico cognome, tu dici il cognome, adesso lo vediamo in sovraimpressione. Okay. Nome Roberto Cortegianas, che è il soprannome in realtà. Cossu, cognome Cossu, data di nascita 30 settembre del 1977. Un giovanotto, professione cantante ma soprattutto ex operaio Alcoa. Segni particolari? Assetato, non di sangue ma di voglia di fare e di suonare. Buongiorno a Roberto. Buongiorno. Cossu o Cortegianas, forse è meglio buongiorno a Cortegianas, che è quello che ti si addice di più, no? Il nome Cortegianas è anche il nome del mio paese alla fine, Cortoviana. Ma perché ti hanno messo questo soprannome? Per la provenienza? Per la provenienza del mio paese, perché Cortoviana sarebbe corte delle Gianas, delle fate sarde, e quindi allora mi piaceva tanto dare identità al mio nome d'arte. Allora, lui è il cantante dei Golasecca. Golasecca è un gruppo che si è formato nel 2010, in realtà giovane. È chiaro che c'è una storia dietro che mi piace comunque prendere a spunto, caro Diablo, per raccontare un po' questo artista, e la storia è di un ex operaio Alcoa, perché da quella parte sappiamo la storia, sappiamo tutto, ovviamente quello è cronaca e siamo vicini a tutte queste famiglie per forza di cose, non possiamo sentirci che attratti dalla solidarietà in questo senso, però c'è chi non si ferma e si ridà una nuova linfa, e questo poi è quello che è successo, no? È il messaggio vitale, appunto, anche la musica, anche è la nostra parte più bella, alla fine, quella non arrendersi all'evidenza di un Sulcis distrutto, ma si va avanti, nuove idee, la musica, in questo caso per 5 ragazzi sulcitani, si va avanti. Senti, ma se poi hai delle curiosità tu, no, diciamo siamo qua? Possiamo dire anche una cosa, che è un luogo comune, comunque da situazioni drammatiche l'arte di solito trae sempre molta energia e di solito si riparte dalla base della creatività per fare qualcosa. Io sono fiducioso sul futuro del Sulcis, perché c'è tanta arte, tanta cultura e tanto movimento in questo senso. E quindi bisogna pensare che non siano le fabbriche, le miniere, ma l'arte e la cultura assolutamente a ritirare sì. Su quella zona della Sardegna. Ma tu quando andavi a lavorare avevi già questa mise? No, mi chiedo. O questa è quella che hai preso poi, o era quella del dopo lavoro, quando comunque facevi musica lo stesso? Ero un operaio atipico, in effetti. Andavi mettevo sempre un po' di arte anche in quel grigiore di quella fabbrica. Vabbè, insomma, comunque c'è la cinta l'animo... che cita Jim Morrison, sappiamo tutto. Esatto, aspetta, non la vedete a casa ma la vediamo noi. La cintura che cita Jim Morrison, eccola qui. Va bene, come nascono i Golasecca, e soprattutto Golasecca sta a significare proprio come la parola ti fa venire in mente, cioè a corto di acqua? No, ma quindi con la gola secca? In realtà sì, perché la mia doppia provenienza arriva anche dal Barigado, mio padre arriva dal centro della Sardegna, quindi Lago Modeo. Da bambino mia nonna e mio nonno mi portavano lì, e c'era la grande crisi idrica, e quindi la gola secca del Lago Modeo, del fiume Tirso. Mio nonno diceva Saule sicca. Allora questo termine, la gola secca, sai che la sensazione di andare a cercare delle radici che si affondano per cercare l'acqua, quindi andare in profondità negli argomenti. Ci piace molto questa cosa. Il progetto nasce da un'idea tua, da un'idea comune del gruppo originario, perché adesso so che comunque si è rimaneggiato un po'. Sì, è un'idea tipica, è la tipica idea del sulcitana, del far qualcosa nelle cantine, come partiamo tutti quanti. Poi alla fine mi è piaciuto molto quello che ha detto Diablo, quella sensazione di rivalsa, il guardare oltre, che è molto bella, perché il Sulcis è una terra molto antica,
di grande tradizione, prima delle miniere o ora delle fabbriche. Diablo ha detto una cosa sacrosanta, finalmente le nuove generazioni possono anche iniziare a guardare il futuro con più fiducia, perché abbiamo rasentato veramente il fondo, anzi forse sotto il fondo siamo del anche barile si è scavato, sì, perché il detto dice al massimo si può arrivare al fondo del barile, però se cominci a scavare secondo me ce n'è ancora. Esatto. Invece no, ripartire è bello, una bella sensazione. Io poi penso la cultura, ripartire è bello, è un po' calabrese. È molto bello, perché noi a Cosenza abbiamo questo modo proprio di dire le cose, no? Te l'hanno mai detto che tu assomigli a Andy Luotto? Me l'hanno io credo di essere la persona che assomiglia a più gente nel mondo. Perché qui c'è una lì poi basta una barba, una lì poi somiglianza tra l'altro tra i due. Basta una barba e un naso un po' arabo e siamo un po' tutti uguali. La prossima volta verrò col turbante. Esatto. Ve lo prometto. Con un turbante. Vi prometto un Io turbante. quando mi affaccio vedo Tunisi, quindi Da lì, da quelle parti, però il panorama è bello. È bella, almeno. Allora, voi avete in 4 anni bruciato molte tappe comunque. sì. Avete fatto molto lavoro, siete stati anche al 1° maggio l'anno scorso, poi ci arriveremo e comunque avete subito messo in moto un percorso anche di produzione artistica da un punto di vista dei dischi che, sai, non è proprio per tutti, perché poi bisogna avere le idee, i temi delle vostre canzoni su cosa vanno a finire, sul tema del lavoro, sul tema della crisi, sul tema del Sulcis in crisi, queste cose qui? Sì, stiamo nel popolare, quindi raccontiamo sempre le storie del ceto più basso, che è quello più dimenticato, insomma. Adesso sappiamo com'è l'Italia, è spaccata in 2 tronconi, ci sono i ricchi e ci sono i poveri, non giriamoci molto attorno. Ci sono i poveri, i più poveri adesso, i poverissimi, quelli che non hanno più niente, e ci sono i ricchi, cioè nel senso, però non dobbiamo neanche fare un'erba, di tutto un'erba un fascio, perché uno che è ricco non è una colpa, è uno che si è riuscito magari a tirar fuori da delle situazioni e magari ha creato qualcosa e ha creato lavoro anche per altri. Però dobbiamo sottolineare un fatto che spesso Diablo parlava di cultura prima. La povertà genera ignoranza, perché se uno perde il posto di lavoro, se uno non ha i soldi per mandare i figli a ricevere un'istruzione adeguata, nell'ignoranza ci sguazza il ricco, perché il ricco avrà sempre i posti del potere. Sì, questo avrà sempre... Guarda, io ricordo un'intervista fatta a Elisa, che mi disse, Elisa la cantante, perché bisogna specificare, Elisa chi? Toffoli. Elisa Toffoli, che mi disse: mia madre mi diceva da piccola, rimani ignorante così non ne soffrirai, perché nel non capire in realtà poi a volte non ti accorgi, no? Di ciò che hai attorno. Vabbè, non è neanche questa dice, poi la via. Matteo, beato te che non puoi capire. No, Matteo, beato te che non puoi capire. Comunque andiamo a vederci un primo video, una prima clip che arriva dalla Rogna dei Re. Che cos'è sta Rogna dei Re? Era curioso su questo titolo. È un bellissimo titolo, perché suona bene. La Rogna dei Re, suona proprio bene. Prima di vederlo, spieghiamolo. La Rogna dei Re, la rogna è una malattia. Sì, questo sì. Anche i re ce l'hanno avuta. Beh, è proprio fastidioso un re associare la santità del re, no? la monarchia a una malattia fastidiosa. Quindi chi sono i re italici? La politica. Va bene, con questo abbiamo già dato risposte che ognuno può interpretare come vuole, ma non è che ci siano tante interpretazioni. No, quello è. Vediamo la clip. Procura de moderare, baronessa tirannia. Basta un soffio di vento per far morire il lavoro. Lo sguardo a suono crollerà un altro muro, lo sento. Solo operaio nella culla che gioca con la paga.
Video che risale all'anno scorso, location, stavamo dicendo fuori onda, che avete usato, che è... E la location è una località tra Iglesias e Gonnesa, un sito minerario, una ce ne cittadella. sono miliardi da quelle parti, Bellissimo. da utilizzare. Siti minerari abbannonati, l'archeologia mineraria, diciamo, dentro- offre scenografie spettacolari, Dentro naturali, le miniere, anni fa, ma tu te lo ricorderai, ci hanno fatto anche un paio di puntate di Zelig. Sì. Sì, Io- io lavoravo alla produzione. Io ero andato a registrare delle cose invece per la televisione, quindi insomma ci sono spunti che potrebbero partire da tutte le parti. A proposito di spunti, me ne ha dato uno appunto Roberto, tra poco magari lo utilizziamo, non sapevo neanche di questa cosa, adesso la chiedo al tecnico se riusciamo a farvela vedere. In realtà non è niente di eccezionale, però mi fa molto piacere, ti ringrazio. Se riusciamo a trovarla spiegheremo che cosa sto dicendo, se no a casa diranno questo è ubriaco, ma non è una novità. 391 414 2741, questo è il nostro numero, se volete torniamo tra poco. Riprendiamo il viaggio in questa puntata del 9 maggio. Bentornati. Ragazzi, no, capisci che poeta, riprendiamo il viaggio. Potrei fare il rapper, ragazzi. Puoi farlo fino al Riprendiamo il puoi farlo viaggio. fino al 31, tra l'altro, questa rima. Ah, sì? Te lo volevo dire. Fino al 31 Fino al puoi 31, beh, no, puoi fare questa rima. No, perché il 9 maggio è oggi, scusa. Lo so, Riprendiamo però- il viaggio in questo 9 maggio. Riprendiamo il viaggio in questo 31 maggio. È uguale. Vabbè, guarda. ma non è No, baciata. devi adattare, devi entrare in adattare, va metrica. bene, andiamo al devi entrare in telefono perché prima di tornare a parlare con Roberto Cossu, Cortegianas dei Gola Secca, abbiamo il piacere di avere con noi Mauro Cadoni, che è il direttore settore cultura della provincia di Cagliari, per parlare di premi ottenuti al Salone del Libro di Torino. Tra l'altro la Sardegna non c'era e però ci premiano lo stesso e questa è una bella cosa. Buongiorno. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e a tutti i telespettatori. È Buongiorno. un po' un controsenso, ma è bello poter vincere anche quando non si è presenti, no? Ma vabbè, per carità non voglio entrare nel merito di certe valutazioni. Il premio che abbiamo preso, anzi veramente... I due premi, sono due. due, esatto, Sì. sì, veramente sono due. Premiano non tanto la presenza, anzi non la presenza, ma l'attività fatta durante Negli anni l'anno. precedenti, Sì, certo. negli anni precedenti e durante l'ultimo anno, certamente. Allora, per capire, Nati per leggere, partiamo da qui. Che progetto era? E questo è uno dei premi che appunto avete preso per questo progetto. Nati per leggere è un progetto a livello nazionale che coinvolge l'associazione culturale dei pediatri, le biblioteche italiane e il centro salute del bambino. Lo scopo è quello di promuovere la lettura e sostenere lo sviluppo dell'abitudine di leggere dai bambini fino all'età prescolare. È un progetto che prende spunto da analoghe situazioni che si trovano negli Stati Uniti col progetto Born to Read, con il Regno Unito col progetto Bookstart. La sezione per la quale noi abbiamo vinto il premio è la sezione Reti di Libri, che premia non tanto un'attività in particolare, ma premia il coinvolgimento di vari soggetti dell'intero territorio. Beh, questo... In effetti, Prego. No, in effetti questo premio lo ritira la provincia perché ando io personalmente a Torino, ma è un premio che va ascritto perché è meritato a tutta una serie di soggetti che con la provincia hanno consentito di fare l'attività e di conquistare questo premio. La Regione Sardegna in primo luogo, perché Nati per leggere nasce in Sardegna con la collaborazione della provincia e della Regione Sardegna nel 2002. L'associazione pediatri, appunto la sezione di Cagliari, l'Università di Cagliari, la Slotto, il Comune di Cagliari, insomma le biblioteche, tutta una serie di soggetti che hanno lavorato, hanno prodotto, e il premio è proprio il risultato del lavoro d'equipe di tutta una serie di soggetti. E ci piaceva sottolineare proprio questo, il fatto che saremo lontani dal resto dell'Italia, avremo il mare di mezzo, ma in Sardegna c'è sempre molto fermento e questo fermento viene accolto molto bene anche nelle sedi come quella del Salone del Libro, quindi nel resto dei luoghi che contano attraverso la cultura, e quindi i premi poi arrivano e possiamo festeggiarli qui nella nostra terra. Grazie direttore, buona giornata e Prego, buona complimenti giornata. a tutti.
Grazie, saluti a tutti. A voi, buona giornata. Buona giornata. La cultura è sempre lì, ruotiamo sempre intorno a quello che è un'identità di una regione come la Sardegna, che di cultura ne ha da vendere e che dovrebbe poi usarla per far sì che si possa produrre, no? Che, attenzione, non è solo tradizione, ma è anche nuova reinterpretazione, nuova materiale. Guarda, da mettere. lo anticipo adesso, credo 26 di maggio, se non ricordo male, avremo ospite un professore del GIUA, e anche il GIUA ha vinto un premio importantissimo per una cosa che hanno inventato per quanto riguarda i disabili e la capacità di poter attraverso la vista bloccare un'immagine del televisore. Insomma, un meccanismo, un progetto che è ovviamente legato ai software, che ha fatto della Sardegna ancora una volta un punto di riferimento. Quindi e oggi il professor Zizzi partiva per Los Angeles per andare a ritirare un altro premio. Quindi abbiamo grandi potenzialità. Ma non è che il presidente Mameli è andato a ritirare un premio? Sì, infatti, lui non ci ha detto io non vorrei questo o forse altro. Vabbè, andiamo avanti. L'effetto Scaiola, non lo so, chi lo sa. Vabbè, vedremo. Adesso andiamo subito a salutare anche il resto dei componenti della band, perché sennò poi i frontman passano sempre come quelli che hanno la maggior visibilità e gli altri che stanno dietro o a fianco un po' meno. Quanti siete? Siamo in 6. Quante ne siete? 6. 6. Puoi nominarne solo 3 però, perché non c'è tempo. 3 soltanto. No, tutti e 6, cioè tutti e 5 gli altri. Renato Fonnesu al basso, Don Maccioni alla batteria, poi sono appena entrati 2 nuovi componenti che sono Antonio Nigro alla chitarra, Michele Angius alla chitarra e Pierpaolo Meloni, polistrumentista storico dell'ambiente cagliaritano di Sesto. Focalizziamo l'attenzione su 1 maggio dell'anno scorso. Che esperienza è stata? Quel palco è sempre un palco importante anche per quanto riguarda le emozioni. Cosa ti ricordi prima di andare a vedere qualcosa da lì? Devo essere onesto. Sì, certo. Non mi ricordo nulla. Come sali in quel palco in Piazza San Giovanni, stacchi la testolina e vai. Poi presentati da Fiorella Mannoia. Oltre, non c'è bisogno di citare la grandezza di questa artista meravigliosa, la sua eleganza e la sua bellezza ti fa dimenticare un po' tutto. Va bene, allora andiamo a vedere quel momento. La famosa piazza San Giovanni, anche noi applaudiamo i Gola Secca, complimenti, ma visto che il tempo è denaro, è tiranno, è tutto quello che vogliamo, tempo è tirando, ed è anche poco, andiamo a tutto ciò che accadrà domani. Noi abbiamo un'anteprima tra poco da far vedere, un velocissimo passaggio del video del disco nuovo, del singolo nuovo, però parliamone dell'uscita, no? Sì, allora domani presentiamo un singolo che abbiamo ripreso, un brano storico della musica popolare italiana, quindi le musiche sono di Eugenio Bennato, Brigantes e More. Insomma, la reazione dei briganti, del lupo, del meridione, i lucani, alla caccia ai Borboni, insomma, che è quello che un po' i Gola Secca rivedono ora dell'ambiente sardo e italiano. Quindi banditi. I banditi del rock.
diventa così. Banditi si muore, vediamone uno stralcio perché esce domani e noi ringraziamo Roberto e i Golasecca per averci dato modo di entrare in questa finestrella che in realtà è riservata a noi, perché tutto quello che vedranno gli altri fan dei Golasecca lo vedranno da domani. Un assaggino, dai, vediamo un po'. Banditi si muore. Non importa quanti siano, ognuno di noi avrà la libertà, per cui è disposto a lottare, per cui è disposto a morire. Mai vige la regola del trailer, anche nei ormai video musicali anche, per presentare. È vero, è vero. Ebbene sì, mi hanno costretto. Anzi, Si chiama teaser, lo chiamano teaser. teaser, però il concetto è lo stesso del trailer. sì, praticamente il teaser. Noi ormai dobbiamo per forza scimmiottare gli americani in tutto e per tutto, e quindi Ma in realtà in tempi di comunicazione rapida funziona, è giusto anche che si faccia. Sì, anche perché dobbiamo adattarci alla realtà. crea l'attesa, crea la curiosità, e infatti siamo curiosi anche di vedere poi il proseguo. cito con molto piacere il regista, che è sul Citano di Iglesias, Alessio Zara, Daniele Azzori, fotografia e viceregia, e tanti attori sulcitani che si sono prestati a titolo gratuito a dare una mano ai Golasecca. Questa è una bella cosa, questa unione. Mi fa molto piacere, così come mi fa piacere aver scoperto che in una clip dei Golasecca sui palchi esisto anch'io, quindi un piccolo omaggio insomma del lavoro che abbiamo incrociato insieme qualche anno fa nell'Unione Sarda e Cnusa Special Contest. C'è anche questa clip, se vogliamo possiamo buttarla in onda, tanto così per ringraziare nella citazione Roberto e i Golasecca. Eccolo là. Sempre uguale. È sempre uguale, non Sei invecchio mai. Sei sempre bella. È il ciuffo che va su e giù ogni tanto. Va bene, basta così. Grazie, abbiamo finito il tempo, ragazzi. Roberto, grazie per esserci venuto a trovare. Ci teniamo in contatto. Complimenti per tutto il progetto e per tutta la storia che è nata da sì una difficoltà, ma devo dire che sta invece sbocciando in grandi prospettive future, con grande speranza e concreta realtà del gruppo e della musica, che è diventata poi il tuo mestiere. Mai una storia di disavventure nel lavoro possa poi trasformarsi così in un'avventura invece. Dai diamanti non nasce niente, e dal letame nascono i fiori. Dal letame nascono i fiori, non sempre però, perché comunque il letame è letame. Grazie Roberto, grazie ovviamente a tutto il gruppo dei Golasecca. Grazie, Alla Roberto. prossima vi lasciamo con l'uno dell'abitacolo, perché il presidente Mameli non c'era e quindi mi è toccato a me. Prego.